A tutti buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 26 dicembre con il tradizionale trofeo Croce Rossa italiana, 3 batterie più finale. La prima batteria vede 10 concorrenti al via: Turbo Capar, Unicum RL, Pensiero Adri, Ulisse LL, Taylor Matto e Zebur Isaia TRGF in prima fila, Oktoberfest, Tony Lesto, Nicrec, Uppercut in seconda. Macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Taylor Matto che supera Ulisse LL, mentre in vantaggio c'è uno scarto di Taylor Matto, forse un contatto c'è stato con Unicum RL che però viene squalificato, e così rientra a tutti Turbo Capar che va a condurre, mentre ha avuto una grave incertezza anche Taylor Matto. E all'esterno c'è ora la progressione in terza ruota da parte di Unicrec. Unicrec va su Pensiero Adri che è rimasto al largo, si porta su Turbo Capar, l'attacca e ottiene strada in poco più di 400 metri, quindi 31,1 per il quarto iniziale. In vantaggio è già Unicrec che guida su Unicum RL, terza posizione alla corda per Pensiero Adri che è riuscito ad accodarsi. Intanto 600 in 46,5. Al largo c'è Ulisse LL che si trascina Zebur Isaia TRGF. Se ne vanno intanto i primi 800 metri in 1-2-1, 31 il secondo quarto. Andatura costante quella di Unicrec che conduce nei confronti di Turbo Capar, quindi Pensiero Adri. Numero 10 Uppercut SI squalificato. Tanto squalifica anche per Uppercut SI. Uppercut sì, intanto 1,17,9 il passaggio al chilometro, nessuno riesce ad avanzare per corsie esterne per il momento, e così Unicrec si mantiene in vantaggio nei confronti di Turbo Capar al paletto dei 400 metri conclusivi. Cala anche Ulisse LL all'esterno, lungo la corda invece Pensiero Adri. All'esterno cerca di progredire anche Zebur Isaia, intanto completamento della piegata con Unicrec completamente padrona della situazione in dirittura d'arrivo. Unicrec stacca con facilità e vince nei confronti dello stesso Turbo Capar che è buon secondo, mentre per il terzo Pensiero Adri tiene a bada tutti i tentativi di Zebur Isaia TRGF. 1,16,6 ragguaglio finale, 29,9 a chiudere. Vince Unicrec da controfavorita. Leonardo Vastano in sediolo per conto di Nicola Merola. In salchi dunque il proprietario Leonardo Vastano che porta al successo la propria allieva nei confronti di un valido Turbo Capar, terzo posto per Pensiero Adri, e al quarto è Zebur Isaia TRGF, e sono questi i 4 che approdano alla finale. Settima corsa, vi ricordo, in programma quest'oggi all'Arcoveggio.